bassa anche la Sky Wi-Fi. La rete. Vedi una cosa, mi sono dimenticato, vabbè. A posto. Allora, finiamo sto cazzo di gioco. Che si sente un po' altino, devo dire la verità. Andiamo. Le caverne dei custodi. Il deposito finale. Dio cane. Il microfono sta troppo lontano. Spero proprio che gli incantesimi che proteggono il castello... Il professor Figa verrà con noi, però comunque c'ho veramente la musica altissima. 69, un bel numero. Ok. Ok, perfetto. Porzioni dal basso. Temo di no, ma ti assicuro che in futuro lo faranno. È riuscito ad avvertire la professoressa Weasley? Sì, speriamo che lei e gli altri arrivino presto. Sanno dove trovare la porta da cui siamo entrati noi. Ciao Raffa. Prima che lo chiedi sto solo io stasera. Già lo so. Mi finisco attaccato giusto per finirmi Hogwarts Legacy e che gli altri non ci stanno. Se i suoi seguaci sono qui, lui non sarà troppo lontano. Abbiamo affrontato di peggio, professore. Ci stiamo avvicinando. Accio! Costringo! Difendo! Non vado a Che li distruggo tutti. Bello! Costringo! Porca troia. Accio! Sto da solo perché in realtà Peppe ci stava, però Vincenzo sta dalla ragazza e quindi in due ci scocciamo di fare Fortnite. Starà vedendo altre cose. Vabbè, non approfitto, mi finisco Hogwarts Legacy. Questa trivella ci impedisce di raggiungerlo. Quindi? Dobbiamo spostarla. Ci penso io. Un momento. Come ci penso io? Andiamo. Vabbè. Non c'è niente qua da prendere. C'è un cazzo da prendere. Ah, Raffaele, mi dici come si sente? Perché purtroppo abbiamo settato le cose. A parte gli Allet, ancora lo devo. Non so come si sente in stream. Ma dove sono gli altri professori? Confringo! Ciao, affrontato uno. Difendo! Dove che ce la copro? Proteggo! Stupefisco! Non prendere ciò che non vi appartiene! Mettiamo questo e penso si sia ricaricato. No, mi sta laggando, che sta succedendo? Confringo! Indicherò la tua morte! Difendo! Ucciderò per questo! Non appena arrivo! Tazzo! Non la passerai! Porca di quel... Gioco troppo alto. Aspetta un attimo. Le ammazzo un attimo. Ammazzo un po'. Confringo! Quanti cazzo ne... Gioco troppo alto, allora, vediamo un po'. Un vicolo cieco. E adesso? Meglio così. Così è meglio. Deve andare meglio adesso. Però forse è troppo alta la mia voce adesso. Così forse adesso va bene. Ok. Andiamo un
Un attimo, dimmi se va bene. Quanta roba. No, non posso prendere altre cose. Trovo un modo per passare, ma dov'è qua? Professore, quella parete! È lì il passaggio! Molto efficace, mio giovane amico. Ha funzionato. Andiamo. Devo alzare la mia ancora di voce, mi importa che è troppo alta poi. Così va bene? Non è troppo alta così la mia voce. Temo abbia ragione, Non è professore. troppo alta così, no? Non ci resta No? che continuare a cercare. Vediamo un po'. Tum 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 tum. Ascolta, ci sono altri goblin davanti a noi. E li ammazziamo tutti. Mi piaccio. Protego! Sente perfettamente, perfetto. Difendo! Perché purtroppo te l'ho detto, avendo cambiato tutto, ma non mi ricordo più le cose. Porca di quella. La cambiamo, mettiamo Crucio. E adesso mettiamo Imperio. No, mettiamo Imperio. Comprendo! Difendo! Tana Eva. Ma in stream sta laggando perché lo vedo un po' laggante. Forse perché ci sta troppa. Quello me l'ha detto che la missione finale laggava un po', un amico mio che l'ha fatta. Oddio il cazzo, che merda. Eccoci qua. Ci stiamo avvicinando. Posso prendere un professore. cazzo, ma c'ho tutti gli equipaggiamenti, tutti gli scomparti pieni, oh. Lo vediamo un attimo. Secondo me gli scomparti pieni. Distruggi. No, questo me la tengo. Distruggi, distruggi. Distruggi. Distruggi, distruggi. Distruggi. No, no, che me lo tengo. Qua, porca puttana, la merda c'ho. Oh, distruggi, ecco qua. Perfetto, poi qua uno solo, vabbè, lo togliamo dal cazzo. Lo so che le potrei vendere queste cose, ma sti cazzi, tanto è la missione finale questo. Poi dopo dobbiamo fare solo le secondarie, quindi sti cazzi. Ok, ma potrei prendere le cose per terra, giusto? Madonna, ma quanta gente. Oh, sono arrivati i professori. Potevano venire prima, no, eh? Preside no, se ne fotte lui. I goblin sono riusciti a superare le magie difensive del castello. Basta arrivi qua! Se ne sbarazzeremo con fatti baleno! Ce la farà. Ce la farà. Prendere. È ora di muoversi. Siamo nel vivo. Oh, mi sta laggando tutto, che sta succedendo? Bang. Tempismo perfetto, professore Sai. Andiamo, facciamo presto.
No, madonna. Puttana Eva, quanta gente. Ma perché c'ho Diffind e non c'ho Bombarda? Scusate. Sta là. Muori. Attenzione, c'è un altro drone. Ah sì? No, cazzo. I due. Ci penso io. Bombarda. È un sollievo vederla. Non la passerai. Puttana Eva. E basta. Bombarda. Azzo, conflitto. Dio cane. Ma no, quanta roba. Quanta gente. Pure. Che minchia c'entrano i troll con... Oh! Puttana madonna. Dalla Weasley, va. Penso che il tuo pro nipote sarà una merda invece come mago. Bello, perfetto. Oh, ma tutti sti cazzarielli che mi vengono dietro. Madonna mia. Quindi è Ranrock il boss finale. Io ero convinto che fosse Isidora, che fosse, non lo so, viva in qualche modo. Chissà perché quelle due statue giganti si muoveranno adesso all'improvviso. Ho questa sensazione. Ma guarda un po'. Presto la bacchetta! Ah, l'altra. Che devo fare? Oh! Niente, ho fatto solo la bacchetta. Wrong. Ok. La palla da bowling. Eccolo qua. Per fortuna siamo qui prima di Ranrock. Non riesco assolutamente a crederci. Il deposito giaceva sotto il castello da non so quanti secoli. Pensa a quanto dolore ha generato. Nonché le morti di Miriam, George, del tuo amico Lodgok e di molti altri. Bufano di Miriam morti. riteneva che questa magia dimenticata potesse essere usata a fin di bene, ma ne ignorava i rischi. Ora sei tu custode del potere che contiene. Cioè, quindi divento un Cosa custode. pensi di farne? Come cosa? Oddio. Che vuol dire intendo tenere... cioè... Intendo tenerlo chiuso che... Cioè... Sta sempre qua sotto. Intendo aprirlo, poi che succede?
Quindi ci sono dei finali alternativi. E mo? Oddio, non lo so. Ma se lo apro non c'è... Il Chiudiamo. mio piano è di mantenere il deposito così com'è. Mi fa piacere sentirtelo dire. Stavo pensando... Cosa, professore? È da un anno che cerco di tenere tutti all'oscuro del nostro percorso, compresa la professoressa Weasley. Mi domando se sarebbe stato meglio dare a lei, come ad altri, maggiore fiducia e renderli partecipi prima. I in custodi desideravano che il segreto rimanesse tale, per quanto lo terrai nascosto. Boh, terrò il segreto Terrò per il ora. segreto per ora. Ma quando mi sentirò pronto, lo rivelerò alle persone di cui mi fido e accetterò il loro aiuto. È ciò che avrebbe voluto Miriam. La fiducia negli altri è importante. E se c'è qualcuno che può affrontare questa sfida... Però vorrei vedere l'altro alla finale. Cioè, non mi può... Oddio, penso ci sia un altro finale. L'arroganza della stirpe dei maghi. I Goblin hanno costruito il deposito. Appartiene a noi! Basta, Ranrock! Non è mai stato vostro! Ora ho proprio voglia di divertirmici un po'. Arrabbiazza la bacchetta. La bacchetta di Miriam. Se solo mi avesse consegnato il contenitore, tutto questo si sarebbe evitato. Quindi? Strega, sciocca e presuntuosa. Siete fatti della stessa pasta. Non capite quando è ora di arrendersi! Pronto. Beh, l'ha aperto alla fine. Allora forse non c'era un finale alternativo. Cosa cazzo sta succedendo? Ma è diventato Sauron. Ah. I Goblin non obbediscono a nessuno! Cosa cazzo è diventato un drago? No, no, non mi dire che sono morto. No. Revelio! Vedo. Sta assorbendo potere dal deposito! Confringo! Che devo fare? Oh, porca troia! La tua patetica magia non può nulla contro di me! Che devo fare? Visimi non hanno effetto sul drago! Quindi? Proteggo! Ah, lì! Magia sembrano proteggere il drago quanto noi! Ma funziona! Ora non hai scampo! Ma non gli faccio niente! Bombarda! Non gli faccio niente! Puttana è! Come cazzo? Confringo! Bombarda! Ah, devo restituire per forza le stesse le cose che c'ha attorno. Aspetta, ok, allora devo per forza fare così. Quindi togliamo questa. Lo sta più lontano. Bronco. Confringo! Sì, ma lo ammazzo domani, cioè veramente. Confringo! Ah, Proteggo! Stupefito! Lancio!
che stronzate che Avada Kedavra non serve. No? Confringo. Cazzo, ho sbagliato. No? Oddio, cioè, ma Miara. Proteggo. Superficio. Superficio. Madonna. Ma mi sta arando. Ma probabile. Puttana Eva. Giovane creatura. Action. Che significa punti di potere? Confringo. Che cazzo? Proteggo. Oddio, ma tutto a posto. Confringo. Non ti è piaciuto, vedo. Avada Kedavra. Ma non gli fa niente questo. Com'è possibile che Avada Kedavra non gli fa niente? Proteggo. Confringo. No, io sono stupido. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Dai, dai, dai. Voglio, devo mettermi più lontano. Dov'è? Dov'è? Madonna mia. Dove sono i cosi in aria? Proteggo. Lucky. Confringo. Non gli faccio niente, ma una vada che dà. Mia. Confringo. Ma mi sborra addosso. Puttana Eva. C'è un altro. Sapete. Puttana maiale. C'è una pozione. Proteggo. Confringo. Mamma mia. Ancora. Stupefito. Action. C'è un altro, c'è un altro. Confringo. E muori. Cazzo di merda. Non sai quello che stai facendo. Sto facendo il culo che sto facendo. Oh? Ma almeno al cosa finale posso fargli Avada Kedavra oppure no? Non posso farglielo. Voglio, ma tutto a posto. Proteggo. Confringo. No, ce n'è quello. Action.
se non posso farglielo, perlomeno me ne metto un altro, metto Diffind. Diffindo. Fine affatto. Due poteri. Devo essere più pronto quando fa quella cosa. No, io Confringo. Diffindo. cazzo di merda di Buddha. Lapis. Calcio. Proteggo. Confringo. No, no. No, 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 no. Calcio. No. No. Diffindo. Dai, 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 dai. Confringo. Ho preso. Un culo a Dio. Proteggo. No, io l'avevo preso. Confringo. Palesemente. Muori tu, pezzo di merda! Questa storia finisce qui. Diffindo. Confringo. Glacius. No, non l'ho preso! Oddio, Proteggo. Glacius. io non ci riesco. Levioso. Calcio. Puttana Eva, maledetta. Oh, ma dove vado? Glacius. Puttana Eva, io. Dai, madonna mia. Glacius. Mi dà fuoco. Glacius. Confringo. L'ho mancato. Questo è per il professor P. No, io l'avevo preso palesemente. Proteggo. Stupeficio. Confringo. Prendelo nel culo, pezzo di me. Diffindo. Miara, 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 Miara. Lapis. Diffindo. Confringo. Puttana tua madre, muori. Oh! Confringo. Ma che cazzo, non c'ho più la vita. Calcio. No. Proteggo. Espulso. Lapis. Diffindo. Confringo.
Pezzo di merda! Figlio di puttana! Madonna mia! Eroi di Hogwarts, cazzo! Tra l'altro sembra la bacchetta di Voldemort sta cosa. No? No, crolla Hogwarts, cioè sono i sotterranei questi. Cosa minchia succede? Che faccio solo io? Ah, è vivo. Professore, No? Una parola. Non muoio nel farlo, guarda una cosa del genere. Boom. I miei occhi. Dio mio. Miriam. La bacchetta. Miriam. Ti avrebbe adorato, amico mio. Pazienza. Il mondo magico non potrebbe essere in mani più capaci. No, amore. Io che ho dubitato che fosse un pezzo di merda all'inizio. Rip professor Figa. Vabbè. Il Oh, professore Eleazar Fig è stato un professore... Non hai fatto un cazzo, molto pezzo di figlioso, merda. E anche un collega di grande avventuriero e rinomato ricercatore è diventato famoso affrontando l'ignoto, del tutto incurante della prudenza e della sicurezza, impartendoci così una lezione Buona molto lezione alla spiacevole. professoressa di erbologia. Il suo amore per l'avventura era pari soltanto alla dedizione per Hogwarts e all'amore per sua moglie Miriam, venuta a mancare Ma che elogio funebre di troppo merda. presto anche lei. Sì. Brava, Attenna. Il professor Fig rappresentava il meglio di tutti noi. Era incredibilmente intelligente, possedeva una mente curiosa e brillante e era il più leale degli amici. E vabbè. Ma forse ciò per cui gli saremo per sempre debitori è l'incredibile coraggio che ha dimostrato. Solo grazie al professor Fig. Beh,
posso affermare che è solo grazie a lui se molte di noi Solo grazie a lui. Solo. e la stessa Solo. Hogwarts sono ancora qui oggi. Ho fatto tutto io, ho fatto. Maledetti Quelli che bastardi. lo conoscevano bene Sanno che è nostro dovere onorarlo come solo Hogwarts sa fare. Sì. Affrontando con saggezza, Come no? Fatto tutto io, ho fatto. intelligenza e coraggio ciò che ci attende. Al professor Fig. Alla fica. Ok. E così finisce il nostro gioco, penso. Non riesco a credere che Fig sia morto. Non lo conoscevo bene quanto te, ma Si è ammazzato tuo zio, è ammazzato. È bello che la Weasley abbia reso onore a Fig in quel modo. Non lo dimenticheremo. Mi rendo conto che dovremmo fare lo stesso per mio zio. Spero che Anne accetti di incontrarmi. Secondo me ti sputo in faccia. Sebastian, non posso neanche immaginare cosa stiate passando tu e Anne. Spero che si farà viva presto. Lo spero anch'io. Ti farò sapere. C'è grazie. una cosa che devi sapere, Sebastian. A proposito di Victor Rookwood. Gira voce che vi siate affrontati fuori dal negozio di Ollivander. Sarà stato un bello scontro per te. È Gli ha aperto il vero, culo. ma non è di questo che volevo parlarti. Subito prima di attaccare, Rookwood ha detto qualcosa. Le stesse parole che Anne ha sentito prima di essere maledetta. I bambini devono essere visti e non uditi. No, aspetta. Che vuoi dire? Non è stato uno dei seguaci di Ranrock a maledire Anne. È stato Rookwood. È lui il responsabile. Non è possibile. Sono stati i seguaci di Ranrock, sicuramente. La notte in cui è stata maledetta, Anne non ha visto che Goblin. Quando Rookwood si è alleato con Ranrock, l'eredità di Isidora ha iniziato a far gola a entrambi. È per questo che Rookwood era lì la sera in cui Anne è stata maledetta. Stava lavorando con Ranrock. Quando ha visto tua sorella, lui... non voleva che la cosa si sapesse. E l'ha maledetta. Da allora non è più stata la stessa. Che non si è capito che cazzo ha fatto, però vabbè. Rookwood ha avuto ciò che meritava. Grazie per avermelo detto. Non è stato un Goblin. Ti devo delle scuse. Per tutto questo tempo ho visto i Goblin come il nemico. Ma non era così semplice. Per quanto riguarda quel che è successo nelle catacombe... Quindi non sei più ci leghista? sto ancora pensando. Spero che ci rivedremo presto. Ho molte cose da dire. Vabbè, ciao ciao. Quindi è finito il gioco. Penso sia il filmato finale. Congratulazioni, hai completato la storia di Hogwarts Legacy e hai raggiunto la fine dell'anno scolastico, poiché i gufo sono alle porte. Questo è il momento opportuno per verificare i progressi. Esplora il mondo, porta a te le missioni secondarie agli amici rimasti e completa la guida pratica. Ah beh, no, ok, rimane solo questo, però il gioco è finito. Ok. Ok. E niente, quindi bisogna fare solo l'esame di maturità. Tecnicamente. Comunque è durato veramente un bel po' sto gioco, Ecco qua. Mi manca l'ultimo coso di bacchetto. Ok, sai dove cazzo sta? Vabbè. E quindi mo tecnicamente non c'è più un cazzo qua. Missioni. Eh sì, ci sono solo le secondarie, vabbè. Questo me le faccio per fatti miei al massimo. E niente, ed è così che finisce Hogwarts Legacy. Come nuova missione disponibile. Oh! Preparati per i gufo. Aspetta, non è finita ancora, perché questa è la missione principale. Qua. Dove devo mettermi?
La torre ovest. Dove cazzo sta? Dove cazzo? Non pensare che sprigionerai. Ah, devo scendere giù. E dove minchia è? E minchia è sta Professoressa Weasley. Sì, non abbiamo ancora avuto occasione di parlare So che ci tenevi molto al professor Fig. Hogwarts non sarà la stessa senza di lui. Concordo. Quello è Hagrid. Ma ti assicuro che vorrebbe che continuassimo. So che riposerà in pace sapendo che il destino del mondo magico è in mano a una persona come te. Grazie, professoressa. Hai Mazzo avuto un tutti, anno pezzi di pieno, fuori e dentro Hogwarts. Ho sentito molte voci su di te, che hai cavalcato un Grapporn, fatto amicizia con un Goblin, salvato degli ippogrifi. Scopato 18 sei perfino No. entrato nelle grazie della caccia dei senza testa. Come fa a saperlo? Qui in giro mantenere un segreto è più difficile di quanto si pensi. Non ci fai cazzo su. Sono contenta che tu abbia trovato un'amica nella signorina Onai. Un'amica. Sono certa che sia lo stesso per sua madre. Mi trombo lei e la Sebbene madre. Non accetti il farsi Basta, giustizia da troppe soli cose con sporche, uomini veramente. come Rookwood e Vogliamo finire? Harrow, ammetto che il tuo coraggio è da elogiare. Grazie, professoressa. Io... Non c'è bisogno di parlarne ulteriormente. Parliamo invece della tua guida pratica alla magia. Dai. Posso vederla? Certo. Vedi? Devi fammi vedere i voti. Che cosa ne pensa, professoressa? Ti sei dato da fare quest'anno. Puttana ho fatto Vedo tutto. indubbiamente dei progressi, ma gran parte della guida pratica è ancora da completare. Eh sì. Fortunatamente hai ancora tempo per prepararti per i gufo. Sappi che ho avuto un presentimento su di te dal primo momento in cui sei arrivato di corsa, in ritardo allo smistamento. Sono felice che il mio sesto senso avesse ragione. E pensare che sei qui con noi da solo un anno e stai già affrontando i gufo. I tuoi progressi sono stupefacenti. Grazie, professoressa. Per tutto. Il piacere è mio, davvero. Non vedo l'ora di assistere a quello che farai nei prossimi tempi qui con noi. E quindi? Ah, ok, era questo. No, aspetta. Non me lo dire. La Coppa delle Case. Devo andare al banchetto di fine anno nella sala grande. Raggiungi il livello 24. Ma ragazzi. Ma ragazzi. Madonna di quella Madonna. Vabbè. Ah. Finalmente. Livello 34. E ora possiamo finire finalmente il gioco. La Coppa delle Case. Andiamo forza. Coppa delle Case. E finiamo il gioco principale, ovviamente. Che poi tutte le secondarie poi me le faccio per fatti miei. Che piacere rivederti, mio giovane amico. La sala grande. Eccoci qua. Gente che fa i gufo. Questo che copia nonostante sia un corvo nero. Oh, la cocaina. Ah no.
Quindi devo vedere come finiscono gli esami tecnicamente. Comunque non mi hanno insegnato expecto patronum, sta cosa mi fa incazzare a bestia. Ok, no. Io unico vestito decente, tutti gli altri vestiti come dei barboni. È permesso? Quest'anno abbiamo visto i nostri studenti incarnare il coraggio di Godric Grifondoro. Permettetemi di finire. La lealtà di Tosca Tasso Rosso. Dai. La saggezza tipica di Corinna Corvo Nero. E il fascismo di... No, non è vero. Di Salazar Serpeverde. E quindi la cappa delle case di quest'anno. Mi perdoni, preside, se posso. Dai. L'eroismo di un certo studente durante l'attacco a Hogwarts, per non parlare del modo in cui eccelle in tutti i suoi studi. Mamma mia, quanto so forte. Considerato poi che è appena arrivato. Beh, a mio avviso direi proprio che meriti, diciamo, 100 punti 100 per la punti. sua casa. Puttana Eva, stavo per morire. Tutto il mondo stava andando distrutto, 100 punti. Me la dovresti dare La a... ringrazio, professoressa. a Noris Causa, me la dovresti dare la coppa, puttana. Direi che abbiamo la casa vincitrice. Dai così, Grifondoro ancora vinces. E lagga tutto ovviamente. Minchia, Grifondoro siamo 5 pecore siamo. È così che finisce Hogwarts Legacy. Allora, se questo gioco non vince il premio ai prossimi awards come gioco dell'anno, veramente, cioè, mi incazzo come una bestia. Una bestia.